Buongiorno e bentornati alla nostra diretta in edizione straordinaria. Vi stiamo informando, vi stiamo raccontando tutto quello che succede in Veneto con l'emergenza coronavirus. Abbiamo visto fino a pochi istanti fa la conferenza stampa del presidente della regione Luca Zaia, che dalla sede della Protezione Civile di Marghera ci ha spiegato per filo e per segno cosa succede con le ordinanze che sono state emanate prima dalla Regione Veneto e poi dal Ministero della Salute. Ricapitoliamo perché è importantissimo, sono informazioni che saranno molto importanti per tutti noi nei prossimi giorni. Ieri il Presidente della Regione aveva emanato un'ordinanza restrittiva che andava a imporre sostanzialmente il divieto di superare i 200 metri da casa per le persone che si vogliono sgranchire le gambe, fare una passeggiata e portare fuori il cane per le esigenze fisiologiche dei nostri amici a quattro zampe, e imponeva la chiusura domenicale dei negozi di generi alimentari. Questa ordinanza sembrava essere poi stata superata e sopravanzata dalla ordinanza del Ministero della Salute, che invece parlava genericamente di vicinanze, pertinenze del domicilio delle persone per sgranchirsi le gambe, la passeggiata, e che non prevedeva in alcun modo la chiusura delle attività commerciali. Luca Zaia in conferenza stampa, l'avete visto e rivisto fino a pochi istanti fa, ha detto non importa, si va avanti, andiamo avanti con l'ordinanza del Veneto per il semplice motivo che è un'ordinanza di motivi sanitari, quindi è più importante di tutto il resto. Quindi quello che vi è stato detto sulle incertezze dell'applicazione di questa ordinanza va tutto annullato. L'ordinanza resta, quindi ricapitoliamo ancora una volta. Si può uscire per fare sport, si può uscire per fare una passeggiata, si può uscire però al massimo fino a 200 metri dal proprio domicilio. Si può uscire con il cane, ma anche in questo caso fino a 200 metri dal proprio domicilio. La distanza da casa va dimostrata con i documenti che ognuno deve portare con sé, con le autocertificazioni, e se si va oltre i 200 metri naturalmente scatteranno le sanzioni del caso. L'ordinanza ministeriale rimane in vigore per altre regioni. In Veneto invece domani non si potrà fare la spesa. Questo non dovrà comportare in alcun modo assalti ai supermercati, nessuno dovrà preoccuparsi perché le derrate alimentari ci sono, le scorte ci sono, l'hanno detto da sempre. Anche i gestori dei negozi, delle grandi catene dicono cibo ce n'è, non preoccupatevi. Già questa mattina, ma già ieri sera, dopo l'emanazione dell'ordinanza, si erano viste le prime code fuori dai supermercati, gente in fila, file anche di decine di metri, ma naturalmente questo è anche dovuto al fatto che per poter entrare in un supermercato bisogna rispettare una distanza di sicurezza, si sta a qualche metro gli uni dagli altri, e c'è una security in quasi tutti i supermercati che fa entrare una persona alla volta in modo da non creare assembramenti all'interno delle aree commerciali. Detto questo, non serve, ripetiamo, fare la corsa ad accaparrarsi i generi alimentari, perché lunedì saranno riaperti tutti i supermercati, tutti i negozi che possono rimanere aperti in questo periodo, come abbiamo sempre detto. Questa era la comunicazione più importante del Presidente della Regione Luca Zaia, poi la rivedremo comunque. La seconda comunicazione più importante che tutti aspettavano davvero è quella che riguarda le mascherine, le famose mascherine della Regione. Ci dicono che alle 10 di questa mattina, con partenza dal centro di stoccaggio della Protezione Civile di Padova, sono partite alla volta delle amministrazioni provinciali venete con indicazione di distribuirle ai comuni in proporzione ai cittadini residenti circa 570.000 mascherine protettive non ospedaliere. Domani ne saranno consegnate altre 400.000. Quindi quello che vi avevamo detto nei giorni scorsi, ovvero l'avvio della distribuzione da parte della Regione ai comuni delle mascherine che sono state presentate qualche giorno fa, è finalmente realtà. Tutti aspettavano di sapere come viene portata avanti questa operazione e ve l'abbiamo detto. Vi diciamo anche i primi dati: ne vengono distribuite 24.000 a Belluno, 103.000 sono quelle distribuite a Padova, 27.100 sono quelle distribuite a Rovigo, 98.800 sono quelle distribuite a Treviso, 95.500 a Venezia, 101.500 a Verona,
96.700 sono quelle distribuite a Vicenza. Naturalmente si tratta solo di una prima tranche, perché poi saranno distribuite anche altre volte le mascherine, in modo che ce ne sia per tutti. Ogni comune poi disporrà le modalità di distribuzione ai cittadini e ci hanno fatto sapere che i primi a ricevere queste mascherine saranno i centri, le strutture in cui ce n'è bisogno adesso, per esempio le case di riposo o altre strutture simili. Questo naturalmente va detto sottolineando ancora una volta che non si tratta dei famosi dispositivi di protezione individuale con la sigla FP2 o FP3, che sono quelli più importanti. Si tratta di una barriera di base contro il contagio, che dovrebbe permetterci senza troppi problemi di andare a fare la spesa quando ce n'è l'occasione, di uscire o di fare compere o di fare quello che dobbiamo fare, naturalmente stando sempre molto attenti alla distanza di sicurezza fra le persone, il famoso droplet da mantenere di qualche metro, e senza fare tutti gli errori che abbiamo visto fare in questi giorni fin troppe volte, quindi assieparsi per andare a pagare le bollette alle poste. A questo proposito ci hanno fatto notare che effettivamente rispetto a quanto è stato detto prima e durante la diretta di questa mattina, le bollette delle utenze acqua, luce e gas non sono state sospese. Questo era un progetto che riguardava alcune zone, pareva fosse stato inserito nel decreto Cura Italia, ma in questo momento le bollette si è deciso di continuare a portarle avanti, perché lo stop metterebbe in crisi le aziende che gestiscono queste forniture, e parliamo di un numero veramente altissimo di dipendenti, di lavoratori. Quindi per ora si va avanti così. È stato detto che nel decreto nuovo Cura Italia, che dovrebbe arrivare, perché 25 miliardi sono ritenuti pochi per gestire tutta questa situazione a lungo termine, dovrebbe esserci qualcosa anche per questo. Sono state bloccate invece altre cose, altre scadenze che riguardano spesso i comuni, quindi invitiamo ognuno a verificare nel sito del proprio comune se sono state sospese le utenze, i pagamenti di alcune tasse, oppure sappiamo che sono state sospesi i termini delle rottamazioni, delle cartelle, l'invio di nuove cartelle è fermo per qualche giorno. Naturalmente si vedrà poi più avanti come verrà gestita la cosa, però per ora acqua, luce e gas si pagano, quindi c'è modo anche in questo caso di pagarle da casa o con l'IBAN o con altri sistemi di pagamento online, e questo è un modo per superare questi giorni di grande difficoltà per tutti quanti. Parlavamo delle mascherine e abbiamo la possibilità e la fortuna di farvi vedere queste benedette mascherine. Eccole qua, questa è una mascherina identica a quella che è stata presentata dalla Regione Veneto qualche giorno fa, è di tessuto non tessuto, si sgualcisce, si mette in tasca, poi si tira fuori. Naturalmente dovrebbe essere monouso, quindi meno la si tocca, meno la si mette in tasca, meno la si lascia in giro, più utile sarà. Ci sono delle aperture, vedete qui dalle parti, per poterla agganciare, diciamo così, alle orecchie. Non posso farvelo vedere in questo momento perché ho un auricolare che mi permette di parlare con la regia, e sarebbe un peccato perdere questo vitale collegamento con chi ci aiuta in queste ore di diretta a fare in modo che vada tutto bene. Però questa va applicata poi sul volto e si stringe in modo tale da comprimere in parte il naso e la bocca e non far passare in teoria nessuna particella, nessun virus pericoloso. Lo dicono tutti, non è risolutiva, è solo un primo passo per poter stare un po' più sereni quando si uscirà di casa. Queste che vedete non hanno la famosa scritta Regione del Veneto con il logo della regione, e non hanno nemmeno, come vedrete quelle che sono in distribuzione ora invece, il logo di Grafica Veneta, che è l'azienda di Tre Baseleghe che ne ha regalate 2 milioni alla regione, che ne stamperà fino a 1,5 milioni al giorno. Quindi diciamo che la necessità di base di mascherine in questo periodo dovrebbe essere risolta, perché arriveranno, saranno nelle farmacie, ci sarà modo di averle, di acquistarne un po', di averne un po' magari in distribuzione, di quelle che daranno dalla Protezione Civile o che i comuni riterranno di distribuire a seconda delle necessità. Quindi anche questa per ora è andata, cerchiamo di capire come evolverà
la situazione. Adesso ripartiamo da capo, ripartiamo con la nostra diretta, staremo con voi fino alle 17, poi dalle 17 alle 18 un'ora esatta di esercizi, potendo comodamente rimanere nel proprio salotto, un'ora di Tai Chi, un'ora fatta di Zumba, naturalmente una Zumba non scatenata, una Zumba adatta a tutti quanti, e anche esercizi di ginnastica dolce per chi magari non è proprio in forma o è un po' avanti con l'età e vuole fare un po' di ginnastica dolce, c'è anche quello. I nostri esperti sono bravi, sono persone che lo fanno proprio per lavoro, che hanno studiato per noi degli esercizi molto molto facili. Dalle 18 alle 19 la messa in diretta dal Santo a Padova, un onore che abbiamo, che possiamo portare noi a voi nelle vostre case, è quello di vedere la messa da una delle chiese più importanti della cristianità, che accoglie ogni anno milioni di pellegrini e di fedeli. Adesso chiusa, non si può entrare, non si è chiusa il culto, solo i frati e i sacerdoti del Santo possono partecipare alle celebrazioni religiose, ma noi vi diamo la possibilità di seguire la messa in diretta dal Santo, dalle 6 alle 7. Alle 7 andiamo a vedere i nostri telegiornali, parleremo soprattutto di quel che accade nel Bassanese, in provincia di Vicenza, parleremo di tutto quello che succede nell'area vicentina, poi torneremo con le dirette, con le registrazioni delle dichiarazioni di Zaia per farvi rivedere ancora una volta tutto quello che è stato detto durante la giornata, fino ad accompagnarvi a stasera al talk serale. Abbiamo tutto il pomeriggio da stare assieme, state con noi. Adesso andiamo a vedere alcuni dei vostri messaggi, perché con il numero che vedete qui in sovrimpressione 340 321 8806 potete farci sapere da una parte come state trascorrendo queste ore, questi giorni di emergenza in famiglia, a casa, dall'altra se avete domande o cose da dire, noi le portiamo all'attenzione del grande pubblico. Passano anche nella fascia che vedete che scorre qui sulla parte bassa del vostro televisore, e quindi abbiamo modo di portare a voi telespettatori le istanze, le domande e anche le provocazioni dei telespettatori, sempre che siano poste nel modo corretto, in modo tale da poter essere lette durante un telegiornale. Noi le leggiamo, se sono scritte in modo tale da non poter essere lette, ci spiace, non le leggeremo. Naturalmente arriva talmente tanto materiale che non possiamo rispondere a tutti o leggere tutti. Se non vi rispondiamo, se non pubblichiamo la vostra foto, portate pazienza, sarà per i prossimi giorni. Siamo davvero davvero subissati di domande, proposte, richieste, foto, video. È un modo per farci capire che anche noi, che siamo qui tutto il giorno in diretta a raccontarvi quello che succede in Veneto con l'emergenza coronavirus, viene apprezzato. Allora, andiamo a vedere qualche messaggio di quelli che sono arrivati. Ecco, per esempio, una domanda che si pongono molti pendolari in questi giorni, le persone che possono andare a lavoro perché magari fanno lavori che sono considerati indispensabili. Ci sono anche persone che fanno i pendolari a lungo o medio raggio. Buongiorno a tutti. Considerato che chi viaggia in autostrada lo fa per il bene del paese, sono stati eliminati i pedaggi o i nostri eroi pagano di tasca loro? I nostri eroi pare un po' esagerato, però le persone che viaggiano in autostrada in questo momento continuano a pagare le autostrade. Potrebbe essere interessante se qualche amministratore veneto si prendesse la briga di portare all'attenzione di chi gestisce la rete autostradale regionale e di dire: ma visto che chi viaggia lo fa per necessità o per motivi di interesse pubblico, si potrebbe anche alleggerire il carico economico in questo momento. Vediamo se qualcuno risponde a questa domanda. Naturalmente ci dicono che ci sono molte nazioni dell'est europeo che denunciano pochi o nessun contagio, e anche in Corea del Nord. Naturalmente queste sono situazioni internazionali che non sta a noi valutare né verificare, perché non possiamo in questo momento. Ovvio che l'informazione è fondamentale e noi cerchiamo di darvi l'informazione più immediata e corretta possibile. Ci sono paesi in cui magari l'informazione non viaggia con la stessa velocità o sulle stesse rotte che possiamo utilizzare noi qui in Veneto con Rete Veneta, con Antena 3, con Telenord Est, con tutte le nostre emittenti. Vediamo cosa...
Allora, c'è un nostro telespettatore che dice: per chi si lamenta delle cose ai supermercati, si vergogna, la domenica state a casa e rilassatevi. C'è già stato detto che purtroppo o per fortuna domani non si fa la spesa. Ci sono 6 giorni su 7 per fare la spesa, ci dice il nostro telespettatore, 12 ore al giorno. Non morite certo di fame, anzi mangiare un po' troppo fa male. Effettivamente in questi giorni ci sono molte persone che riscoprono i piaceri della tavola perché c'è più tempo per stare a casa. Torniamo dopo a vedere i nostri messaggi e adesso invece andiamo a vedere un altro dei settori che in questo momento stanno soffrendo di più la chiusura, il blocco dell'attività commerciale, ed è il settore dei servizi alla persona. Abbiamo un bel servizio da Vicenza che ci fa vedere come se la stanno passando e non se la stanno passando bene parrucchiere e altri servizi di questo genere. Benvenuti, mi fa molto piacere accogliervi oggi nel mio salone, anche se chiuso. Questa è la divisa della nazionale e questa è la medaglia che ho vinto a Seul nel 2016. Prego. Come sta andando in questo periodo? Questo parla da solo. Che cos'è? Questi sono gli scontrini post di una settimana pari a 0. È un momento difficile, avete bisogno, avete richieste da fare al governo, alle istituzioni, agli enti. Quello che chiedo è una riduzione fiscale, un alleggerimento fiscale che ci aiuti a venire fuori dalla crisi in modo molto graduale. Non servono secondo me queste proroghe che poi comunque saranno incombenze che dovremo pagare più avanti e non siamo ancora pronti. È un momento molto difficile, nel mio caso ancora di più perché la mia specialità, le acconciature da sposa, è molto legata al mondo dei matrimoni. È un periodo sociale molto difficile, c'è tanta incertezza e tutte queste ragazze che devono sposarsi e che forse non potranno vedere realizzato il sogno della loro vita sono in crisi. Tante sicuramente faranno delle disdette. In questo periodo di chiusure forzate dei saloni sembra quasi d'obbligo il fai da te. C'è un argomento in testa alla classifica dei consigli richiesti. Sì, c'è un argomento che è in cima alla classifica. Tutti i giorni ricevo messaggi o telefonate dalle mie clienti. Sono disperate per il problema della ricrescita del colore. Cosa possiamo dire allora? Un consiglio utile? Il consiglio che spassionatamente vi do è di resistere. Non fate niente, non andate a rovinare il lavoro del vostro parrucchiere. Non fate come quella ragazza che un mese fa è entrata in salone e si era rovinata i capelli perché si era fatta la decolorazione a casa. Per rimediare al tutto abbiamo dovuto tagliarli corti. Piuttosto cercate di prendervi cura della salute del cuoio cappelluto e della bellezza dello stelo. Vi suggerisco di fare degli impacchi detossinanti di argilla sul cuoio cappelluto una volta alla settimana, con un tempo di posa di 20 minuti. Inoltre potete lavorare anche sulle lunghezze, facendo degli impacchi a base di olio di argan ed olio di jojoba. Questi potete farli anche 2 volte alla settimana. Riposate. Recuperate le energie, approfittate anche delle opportunità che ci sono anche nei momenti negativi, perché prima o poi questo brutto periodo finirà. Arrivederci. Quindi alcuni consigli li avete sentiti per prendersi cura di se stessi anche in questo periodo di grande difficoltà. Niente in questo periodo è troppo leggero e niente purtroppo è troppo pesante per quello che sta attraversando il Veneto, quello che sta attraversando il Friuli e anche l'Emilia-Romagna, ma soprattutto la Lombardia. Abbiamo avuto l'occasione di parlare con il professor Lorenzo D'Antiga, veneziano del Lido, che è primario del reparto di pediatria dell'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo e direttore del centro trapianti pediatrico più grande d'Italia. Ci ha raccontato questi giorni drammatici e ci dà anche una notizia importante e positiva per i bambini. Ecco il servizio. C'è un medico veneziano in trincea a combattere il coronavirus nel drammatico epicentro di Bergamo. Il professor Lorenzo D'Antiga, originario del Lido di Venezia, è il primario di pediatria dell'ospedale Giovanni XXIII, oggi più che mai cuore dell'emergenza a Bergamo. Dirige anche, nello stesso ospedale, il centro trapianti più grande d'Italia, un luminare a livello mondiale, molto legato a Padova,
città dove si è laureato e dove risiede la sua famiglia. Vorrei dare un messaggio alle famiglie di bambini trapiantati o di bambini in cura per neoplasie o comunque con farmaci immunosoppressori. Non dovete aver paura, i vostri bambini non sono a rischio aumentato di sviluppare una malattia grave da coronavirus. Questo è importante perché non dobbiamo sospendere o posporre degli interventi che sono potenzialmente salvavita. Il professor D'Antiga con la sua equipe è diventato un punto di riferimento a livello mondiale per i bambini che devono sottoporsi a un trapianto. In questo momento siamo contattati da molti centri a livello internazionale che ci chiedono cosa succede ai bambini trapiantati di fegato e di altri organi. Si è arrivati a una importante conclusione scientifica. Un messaggio importante, questa famiglia di virus, coronavirus, non causa un danno diretto al polmone. Il danno al polmone è soprattutto mediato dalla risposta immunitaria dell'ospite. Quindi i pazienti immunodepressi, non solo i trapiantati, ma tutti i pazienti con ridotte difese immunitarie, si è dimostrato che non hanno un rischio incrementato di sviluppare una malattia. L'invito del primario veneziano è sempre quello di attenersi alle disposizioni ufficiali e di stare in casa per rallentare la diffusione del contagio da Covid-19. Gira e rigira, torniamo sempre alle indicazioni di base che sono quelle di rimanere in casa il più possibile, uscire solo se ce n'è la necessità, solo se è un'emergenza, solo se dobbiamo andare a fare la spesa, se abbiamo qualche parente anziano o non autosufficiente da accudire, anche se ci sono tutti gli strumenti, soprattutto comunali, in questo periodo per queste necessità. Stiamo in casa, se usciamo, e lo ricordiamo perché era stata fatta un po' di confusione su questa notizia, possiamo uscire ma solo fino a 200 metri dal nostro domicilio. L'ha detto il governatore Luca Zaia oggi, ha confermato che si esce solamente per sgranchirsi le gambe rimanendo a 200 metri da casa al massimo, si esce per portare fuori il cane fino a 200 metri. Per fare la spesa invece, e questo è davvero, davvero importante perché può aiutare a evitare assembramenti, la norma regionale prevede che vada un solo componente per famiglia a fare la spesa. Più persone della stessa famiglia sono contemplate solamente se si tratta di un caso di persone non autosufficienti o persone che accudiscono un parente che non è del tutto autosufficiente e non può essere lasciato da solo. Però, lo ripetiamo, anche in questo caso sono moltissimi i comuni, quasi tutti, che hanno attivato dei servizi per le persone in difficoltà per portare a casa la spesa, per portare a casa le medicine, per seguirli in queste ore difficili. Per tutto il resto si sta in casa e non si esce. Adesso andiamo a vedere, siccome sono comunque molti quelli che escono, che se ne vanno in giro anche se non dovrebbero, quello che ha detto sconfortata il prefetto di Treviso Maria Rosa Laganà sul fatto che molta gente continua ad andare fuori, sentiamo cosa ha detto, perché se si rammaricano anche i prefetti vuol dire che non tutto va davvero come dovrebbe andare. Se non c'è il buonsenso e la buona volontà dei cittadini, noi potremmo avere l'esercito e forse anche una componente di esercito straniero e non ne verremo a capo. È sconfortata il prefetto Maria Rosaria Laganà di fronte ai dati quotidiani di cittadini che non hanno compreso quanto sia importante stare isolati per evitare la diffusione del contagio da coronavirus. E non solo dai rapporti giornalieri. Sono abbastanza rattristata. Ho il polso della situazione anche attraverso i quesiti che vengono quotidianamente fatti qui in prefettura. Abbiamo ormai un ufficio che quotidianamente con 2 persone non fa altro che rispondere alle chiamate, ma anche quesiti scritti, e alcuni dei quali veramente lasciano esterrefatti perché è come se la sensazione che molte persone ancora abbiano compreso la gravità del momento e quindi cercano legittimazione per uscire di casa, per fare attività assolutamente futili, omettendo di ricordare quello che sta accadendo nelle corsie degli ospedali. E sulla richiesta dell'esercito sulle strade per far rispettare le regole il prefetto precisa. Abbiamo rivisto questo utilizzo perché queste pattuglie di militari sono molto utili nella loro collocazione, diciamo così, che generalmente hanno presso le caserme a Zanus e La Serena, dove, come sapete, sono ospitate ancora un numero considerevole di richiedenti asilo.
i quali ovviamente hanno anche loro libertà di movimento, ma che devono ovviamente attenersi a quelle che sono le prescrizioni, quindi muoversi soltanto se ricorrono alcuni presupposti. Quindi ci è sembrato giusto e utile come dire, mantenerli in quella collocazione, perché altrimenti avremmo dovuto distogliere altre pattuglie per fare questo attenzionamento di quelle zone. Prefetto che comunque ha annunciato un nuovo giro di vite sui controlli a tutti i livelli. Abbiamo fatto anche poco fa in videoconferenza un'altra riunione di comitato, l'indicazione è quella veramente di battere il territorio a tappeto e di non far passare nessuna infrazione attraverso quella che è la verbalizzazione e quindi le conseguenze che ci saranno sul punto di vista penale e poi anche pecuniario. Però ecco, l'invito è che le persone si facciano veramente un esame di coscienza, tra l'altro anche da parte degli adulti rispetto ai figli che sono a casa, che quindi in questo momento vedono forse questa assenza dalla scuola come una vacanza, bisogna invece far capire qual è la gravità del momento e innanzitutto sono importanti i comportamenti personali, quindi credo che sia veramente un momento particolare in cui dimostriamo di essere o una società con senso civico oppure una generazione in qualche modo perduta. Rimaniamo a Treviso perché abbiamo in videoconferenza, in chiamata Skype, il sindaco Mario Conte, che in questo caso parla anche da presidente di ANCI Veneto. Ci sente? Siamo collegati? Credo che ci senta, che sia tutto a posto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, andiamo subito a parlare dell'argomento di queste ore, ovvero il fatto delle chiusure domenicali dei supermercati, dell'ordinanza regionale. Abbiamo ricevuto una comunicazione ufficiale dall'ANCI che ci dice che secondo voi questa è un'ottima scelta in un momento difficile, complicata, ma che va portata avanti. Sì, diciamo che la spesa al supermercato non deve essere una scusa per poter uscire dalle proprie abitazioni. Siamo in piena emergenza sanitaria e quindi anche quelle che sono le uscite consentite dal decreto devono essere contingentate e ottimizzate nel migliore dei modi. Invito i nuclei familiari ad organizzarsi in modo attento, facendo un'uscita a settimana con una persona per nucleo familiare che va a fare la spesa per tutti quanti, perché troppe volte abbiamo visto persone che si sono recate 2 o 3 volte al giorno a fare la spesa, oppure si va a comprare un pacchetto di sigarette al giorno, oppure si va a pagare il bollettino alle poste della rivista che potrebbe essere tranquillamente pagato tra un mese. Capisco che sia difficile rimanere chiusi in casa, però è doveroso farlo, ce lo dicono i numeri, ce lo dicono il numero di vittime che sta aumentando, ce lo dicono il numero delle persone in terapia intensiva, e lo dobbiamo anche per tutti quei medici che stanno facendo un lavoro davvero straordinario. Quindi io credo che sia giusto limitare quanto più possibile queste cose, e se è necessario la chiusura la domenica noi siamo assolutamente favorevoli. Benissimo. Vedo anche nella nota che avete diffuso che parlate dei cosiddetti furbetti delle passeggiate e delle corsette. Questo è un tema che noi stiamo portando avanti da giorni e che causa ogni volta infinite polemiche, perché ormai c'è una spaccatura anche molto forte fra chi vuole continuare a fare attività fisica e chi invece dice state in casa, tanto che a Padova, ma lei lo saprà di certo, hanno rotto i sigilli che erano stati apposti all'ingresso degli argini dove si va a fare attività fisica le persone per poter continuare ad andare a correre. Riteniamo che avere anche la sua opinione, che siamo certi sia simile alla nostra su questo argomento, possa essere importante in questi giorni. Consentitemi una battuta veloce: non ho mai visto i cani così allenati, perché in questi giorni ci sono cani che camminano a tutte le ore e in tutti i luoghi della città, per non parlare poi delle migliaia di appassionati della corsa. Ho rivisto le tute in ciniglia, tutte che andavano di moda 20 anni fa, pur di far corsa sono andati a scavare negli armadi per trovare la prima tuta. Questa è una battuta ovviamente, però oggi è fondamentale capire l'importanza del stare in casa, anche perché stiamo sottovalutando un aspetto che è quello dell'essere portatori asintomatici, che quindi potenzialmente ogni cittadino che va in passeggiata, piuttosto che ogni cittadino che va a farsi la corsa, potrebbe essere lui colui che porta in giro il virus, e invece noi siamo sempre molto preoccupati di non essere contagiati. Quindi questa attenzione, e soprattutto per combattere questa forma di contagio, è assolutamente necessario l'isolamento domestico. E quindi ben venga queste restrizioni, finalmente dico anche,
perché le abbiamo chieste a gran voce. Tra l'altro ritengo che non sia nemmeno corretto che i sindaci, polizia locale, protezione civile e forze dell'ordine continuino da H24 a fare i cani da guardia dei cittadini non furbetti ma incoscienti. Certo, anche perché ricordiamo che sono forze fresche che potrebbero essere utilizzate in situazioni ben più gravi e di maggiore necessità. Ma io chiedo a lei, che è anche sindaco di una grande città veneta, cosa le chiedono i cittadini in questo momento? Qual è la richiesta che le fanno prima di tutto? Beh, allora, in queste ore ovviamente la preoccupazione è quella di dove reperire le mascherine, quindi approfitto di questo piccolo collegamento per dire che ci stiamo organizzando per la consegna delle mascherine, che comincerà, per quanto riguarda i comuni della Marca, sicuramente il comune di Treviso, non prima di lunedì, ma che la mascherina, una volta che verrà consegnata, non è un gadget della regione e quindi è uno strumento essenziale, ma punto secondo, la mascherina non deve essere la giustificazione per uscire, la mascherina viene consegnata probabilmente una per nucleo familiare per andare a fare la spesa, o se ci sono esigenze di uscita previste dal decreto ministeriale, che non si pensi che dopo, una volta ottenuta la mascherina, si può tranquillamente girare. E poi ovviamente la seconda domanda che ci rivolgono è quando finirà questo incubo, e questa è una domanda che in realtà ci poniamo tutti noi, ma è una domanda che trova la risposta all'interno degli impegni che ogni singolo cittadino ci mette. Più rimaniamo chiusi in casa, più seguiamo le direttive che ci vengono impartite dal Ministero, dalla Regione e nel caso dei cittadini anche dalle amministrazioni comunali, e prima usciremo da questo che è un vero e proprio incubo che ci sta mettendo in ginocchio sotto tutti i punti di vista. Ecco, prima di lasciarla andare, perché sono sicuro che avrà certamente moltissimi impegni, vedo che credo che sia in comune a vedere dallo sfondo, di cosa abbiamo bisogno io non uso il termine ripartire perché ritengo che il Veneto non si fermi mai neanche in queste situazioni, però per riprendere il nostro solito passo, di cosa avremo bisogno quando sarà finito tutto ciò? Io non vorrei dare una risposta troppo scontata, io non sono un economista e non mi ritengo nemmeno un esperto, però credo che oggi, se vogliamo rimettere in piedi il quotidiano, l'economia, le famiglie, servono soldi veri nelle tasche dei cittadini. Cioè, va bene lo spostamento delle scadenze, va bene lo sconto sulle bollette, va tutto bene, però qui lo Stato dovrà farsi carico e quindi dovrà fare uno sforzo, magari aumentando anche il debito pubblico, però dobbiamo rimettere soldi veri nella tasca delle famiglie e delle aziende. Allora ringraziamo Mario Conte, sindaco di Treviso, presidente di ANCI Veneto, per questa importante comunicazione, per questa telefonata, per il tempo che ci ha concesso. Gli auguriamo un buon lavoro, speriamo di poterci rivedere presto, non più in Skype, in videoconferenza, ma di persona, e di poter commentare una situazione molto diversa. Grazie ancora e grazie della sua disponibilità. Posso approfittare? Io sono nella sede della Protezione Civile, un esercito di volontari che sta facendo, unitamente ai medici, agli infermieri, a tutte le persone che in questo periodo lavorano, un servizio straordinario alle comunità, insieme alle polizie locali, alle forze dell'ordine. Quindi un ringraziamento davvero speciale va a tutte quelle persone che stanno lavorando in prima fila, unitamente ai sindaci, proprio per garantire la sicurezza e la tutela delle nostre comunità. E noi ci uniamo a questo ringraziamento che va assolutamente fatto a tutto quell'esercito di persone che sta lavorando perché noi possiamo superare questa emergenza nel modo più rapido, agevole e indolore possibile. Salutiamo il sindaco di Treviso, lo andremo a ripescare di sicuro se ce ne sarà il bisogno. Torniamo in studio e andiamo invece a rivedere, perché l'abbiamo letto prima, ve lo ridiciamo, il metodo di consegna delle mascherine, le famose mascherine della regione. L'ha detto anche pochi istanti fa il sindaco di Treviso, presidente di ANCI Veneto, Mario Conte, alle ore 10 di stamane, con partenza dal centro di stoccaggio della Protezione Civile di Padova, sono partite alle volte delle amministrazioni provinciali venete circa 570.000 mascherine. C'è l'indicazione della Regione di distribuirle ai comuni in proporzione ai cittadini residenti. Domani ne saranno consegnate altre 400.000, quindi in 2 giorni è già 1 milione di mascherine che arriveranno ai comuni. Poi, come diceva il sindaco, probabilmente partirà lunedì
la distribuzione ai cittadini. Vediamo anche i numeri: 24.000 sono quelle in consegna a Belluno, 103.000 sono quelle in consegna a Padova, 27.100 sono quelle in consegna a Rovigo, 98.800 sono quelle in consegna a Treviso, 95.500 sono quelle in consegna a Venezia, 101.500 sono quelle in consegna a Verona, 96.700 a Vicenza. Sono mascherine esattamente identiche a questa che vi sto facendo vedere. È una mascherina in tessuto non tessuto, ci sono dei buchi a larghezze variabili, a distanze variabili, vedete, in modo tale da poterli incastrare al volto anche di adulti, di bambini, senza doverle perdere. L'importante è che aderiscano molto bene, lo vedete così al volto. Queste non hanno, le hanno date a noi per potervele far vedere in diretta televisiva, vedete, di tessuto o non tessuto, una cosa molto semplice che però è un primo indispensabile passo in una regione in cui le mascherine non si trovano da giorni. Questa è la mascherina, quella che verrà distribuita avrà quasi certamente la scritta della Regione Veneto sulla parte bassa e avrà il logo di Grafica Veneta, che è l'azienda di Trebaseleghe nota per stampare di solito alcuni dei volumi più venduti al mondo, che invece questa volta ha riconvertito alcune linee per stampare e tagliare le mascherine. Saranno distribuite in blocchi in modo tale da poter essere fornite poi ai nuclei familiari o a seconda delle necessità che la protezione civile, che i comuni riterranno indispensabile, e si potranno usare. Non sono questo ormai è chiaro, non sono dispositivi di protezione individuale, non sono quelle che si usano negli ospedali, non sono quelle che si usano in situazioni di emergenza, sono fatte per poter andare a fare la spesa, per poter uscire a fare compere, per poter portare a termine quelle incombenze quotidiane che ogni famiglia del Veneto ha in questi giorni, senza assumersi troppi rischi. Quindi quando vi arriveranno le vedrete. Adesso noi questa comunicazione la pubblicheremo anche sui nostri social in modo che sia visibile a tutti. Adesso invece torniamo a vedere alcuni dei vostri messaggi. Naturalmente c'è chi ringrazia la Regione, c'è chi ringrazia Zaia, e c'è sempre questa incessante lotta a chi non esce. Sembra essersi creata una frattura in Veneto fra chi sta a casa e chi invece decide di uscire. Poi per quali motivi ognuno lo sa, quindi indipendentemente dal fatto che una persona esca per fare una semplice spesa per motivi di emergenza o solo perché ha voglia di sgranchirsi le gambe, c'è una frattura con chi invece resta a casa, visto che non capiscono quando devono restare a casa. Una volta che li trovate fuori, li prendete, dice questo cittadino con una provocazione fortissima, li mettete negli ospedali come volontari, così si rendono conto di cosa stanno facendo i dottori. Serve un po' di rispetto, grazie. Mi sembra un po' eccessivo fare questo a una persona che viene pescata fuori. Penso che cadere nel penale, perché visto che si va sul penale, se non si rispettano le consegne di rimanere a casa, sia più che sufficiente. Buongiorno, c'è una persona malata che vive in un hotel dove c'è un continuo via vai di persone, nessuno usa le protezioni, neanche il personale. Il luogo della colazione è comune e anche la persona che li alloggia non sta bene, e ci chiede questa persona: ma nessuno vigila su questi casi? Oltre a segnalarlo a noi, sarebbe il caso di segnalarlo anche alle autorità magari sanitarie o al municipio, insomma a qualcuno che venga a controllare prima di fare altre mosse. Questa è una persona che sta facendo delle cure, molto spaventata perché vivere in una situazione simile naturalmente non deve essere facile. Adesso abbiamo parlato di sanità, abbiamo parlato di norme che tutti devono rispettare, abbiamo parlato di quello che i sindaci stanno facendo per portare avanti la gestione dell'emergenza, però c'è qualcosa che tutti noi possiamo fare restando comodamente seduti sul divano. Non serve neanche alzarsi questa volta, basta stare seduti, prendere il proprio computer o il telefono o l'apparecchiatura con cui si gestisce l'home banking e decidere di donare a uno dei tantissimi canali ufficiali, naturalmente, che stanno raccogliendo fondi per chi è in difficoltà in questo momento.
c'è la Regione, dopo vi facciamo vedere il conto corrente della Regione, ma noi di Rete Veneta stiamo perorando la causa di Helios Onlus, è un'associazione senza scopo di lucro che opera sul territorio della Pedemontana. Sono imprenditori che si sono messi insieme da anni, stanno lavorando moltissimo per migliorare la qualità dell'offerta sanitaria nella zona in cui vivono e hanno già iniziato a raccogliere fondi per donare nuove apparecchiature agli ospedali della Pedemontana. Ecco il nostro spot fatto per loro. Siamo tutti uniti nella battaglia contro il male invisibile, il coronavirus. Aiutiamo i nostri malati, aiutiamo il nostro ospedale a sopravvivere a questa pandemia. Associazione Helios, per questa emergenza, sta raccogliendo fondi per acquistare ventilatori, 10 letti da terapia semi-intensiva, 10 letti di terapia intensiva, un ecografo, 20 pulsiossimetri per dipartimento emergenza, per pediatria, per reparto ricoveri positivi, un sistema di broncoaspirazione e fibroendoscopio, monitor multiparametrici. Partecipa anche tu con un contributo all'associazione Helios. IBAN IT 25 U05 38 76 02 600 000 3534 5382. Contribuisci per vincere insieme. Questo era il nostro spot per Helios Onlus. C'è la possibilità di trovarla anche sui nostri social, dove potete trovare tutte le informazioni che vi stiamo dando, comprese le tabelle con i dati della diffusione del coronavirus in Veneto. Qualsiasi altra informazione la trovate sui nostri social. Arrivano invece notizie dall'altopiano di Asiago. Ricordiamo che l'altopiano dei 7 comuni è dotato di un ospedale che però in questo periodo è sottoposto a forte stress e alla chiusura anche di alcune attività a causa dell'emergenza coronavirus. Ecco cosa funziona e cosa non funziona in questi momenti nell'ospedale di Asiago proprio in seguito all'emergenza. La direzione ULSS 7 Pedemontana ha deciso la temporanea chiusura da parte dei servizi dell'ospedale di Asiago che riguardano l'attività chirurgica, anche d'urgenza, l'area materno-infantile, la riabilitazione, i ricoveri e le attività ambulatoriali, anche urgenti. Il provvedimento riguarda dunque anche il punto nascita. Per questo motivo le donne in prossimità di partorire seguite presso il reparto di ostetricia di Asiago sono già state informate circa la necessità di fare riferimento all'ospedale di Bassano. Anche la gestione delle emergenze, di concerto con la centrale provinciale del 118, è stata riorganizzata di conseguenza, fermo restando il mantenimento delle ambulanze presso il pronto soccorso di Asiago per garantire comunque un soccorso tempestivo nel territorio. Rimangono operativi il reparto di medicina, collocato al primo piano, suddiviso in 2 aree per pazienti Covid positivi e negativi, il punto prelievi, il pronto soccorso, quest'ultimo solo per i codici bianchi e verdi. Infine continua a operare regolarmente il centro dialisi al fine di assistere i pazienti con insufficienza renale residenti nell'altopiano. Per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza sarà comunque garantita la presenza H24 del medico di pronto soccorso e del chirurgo generale a supporto di eventuali emergenze. E ci fanno sapere che riguardo ai 4 decessi che sono avvenuti al San Bortolo di Vicenza, leggiamo che si tratta di persone, in questo caso anziane, residenti nella provincia di Vicenza. Abbiamo una donna del 33, un uomo del 41, una donna del 36 e a questi viene aggiunto anche l'ex sindaco Quaresimin, che non era stato inserito nel bollettino di ieri, quindi continuano ad arrivare anche le informazioni sui decessi in Veneto che seguono una curva stabile ormai. Ognuna di queste morti è inserita nella tabella che viene inviata 2 volte al giorno dall'azienda Zero della Regione, ma dietro ognuno di questi numeri c'è sempre una famiglia che soffre, ci sono dei drammi, quindi bisogna affrontarli nel modo più sensibile
possibile noi ve li diamo e faremo i conti con tutto questo alla fine di questa emergenza. Questa emergenza che, lo ricordiamo, è iniziata il 21 febbraio scorso con l'esplosione dell'evidenza dei primi casi a Vo. C'erano 2 persone che poi sono mancate entrambe proprio con il coronavirus, c'era un paese che è finito in quarantena per 2 settimane e da lì è successo tutto quello che è diventato storia di questi giorni. Noi abbiamo ricostruito questo mese di emergenza con la nostra redazione di Treviso. Dalla Lombardia arrivano le prime notizie del contagio, la tensione è alta, ci si scopre vulnerabili. È il 21 febbraio 2020, sono quasi le 5 del pomeriggio quando il governatore Luca Zaia, nei nostri studi per registrare una trasmissione, riceve la telefonata che mai avrebbe voluto ricevere. Nel Padovano, nella piccola Vo, ci sono 2 casi di anziani positivi, uno di loro è particolarmente grave, si tratta di Adriano Trevisan, 77 anni, che poco dopo morirà all'ospedale di Schiavonia, ospedale che viene isolato, scatta il cordone sanitario blindato il paese di Vo, 3.300 anime, ma è solo l'inizio di uno tsunami. Sabato mattina 22 febbraio il Veneto si risveglia e capisce che non si trattava di un incubo, con la conferma di nuovi casi nel veneziano Amira. Sono ore concitate, vengono chiuse le scuole, sospese manifestazioni e messe, ma le 2 cartoline più amare che fanno il giro del mondo arrivano da Venezia. Stop al carnevale, chiusa la Basilica di San Marco. È domenica 23 febbraio quando Vo dalla mezzanotte diventa zona rossa. Inizia una nuova settimana, la prima di una lunga guerra. Martedì 25 febbraio il contagio arriva a Treviso con la morte di una donna di paese, Luciana Mangiò, ricoverata alla geriatria del Cafoncello dal 7 febbraio e proprio il reparto diventa un focolaio. Il 29 febbraio è segnato dall'accordo tra governo e regioni, si proroga la chiusura delle scuole, con Vo che resta zona rossa, si introduce il concetto di droplet, la distanza di sicurezza da osservare tra una persona e l'altra, almeno 1 metro. Passano i giorni, i divieti aumentano, il virus galoppa, arrivano le tende fuori dagli ospedali, mentre la Fisi annulla la Coppa del Mondo a Cortina domenica 8 marzo, il governo adotta una misura shock, le province di Padova, Venezia, Treviso diventano zona rossa, non mancano polemiche sull'utilità del provvedimento, il Veneto è diviso a metà, scatta il caos delle autocertificazioni. Dopo meno di 48 ore l'esecutivo Conte estende la zona rossa a tutto il Veneto, poi l'11 marzo all'Italia intera. L'appello di Zaia a rimanere a casa è drammatico. I nostri modelli ci dicono che se continuiamo così a non rispettare le regole, entro il 15 di aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati. E mentre la Regione annuncia più tamponi anche fuori dai market, il 15 marzo categorie e sindacati raggiungono un accordo per mantenere il cuore delle produzioni, ma non mancano scioperi da Electrolux a Fincantieri. Lunedì 16 muore l'ex procuratore che sconfisse la mala del Brenta, Francesco Saverio Pavone, era positivo al virus. Vengono attivati i primi ospedali Covid a supporto del picco previsto per le prossime settimane. Evitare l'overbooking delle terapie intensive è la priorità. Si presentano anche le nuove mascherine, merce preziosa mentre si superano i 4.000 casi. Venerdì 20 Zaia firma una nuova ordinanza, market chiusi la domenica, passeggiate fino a 200 metri da casa, preoccupa la crescita esponenziale dei casi nel Veronese. A Vo, dopo un mese, viene data sepoltura alla prima vittima, Adriano Trevisan, solo i figli e gli amici più stretti a salutarlo, ma da Vo parte anche un messaggio di speranza. Essere prigionieri non è una sensazione piacevole. Abbiamo resistito bene, abbiamo dimostrato che abbiamo cambiato un attimo quello che sembrava una nota negativa per Vo, l'abbiamo girata, abbiamo visto che impegnandoci tutti assieme abbiamo dimostrato quello che sappiamo e possiamo fare. E questo era condensato in pochi minuti tutto quello che è successo in un mese dall'inizio di questa emergenza, che ha cambiato il modo di vivere di tutti noi, ha cambiato la nostra quotidianità, ha cambiato tutto, anche il modo di fare televisione è cambiato completamente. Avete visto, invece di avere ospiti qui in studio, abbiamo ospiti virtuali all'interno di chat, conversazioni, video, Skype. Riceviamo continuamente video dai sindaci del territorio che ci informano di tutto quello che fanno
senza venire qui come facevano fino a poche settimane fa, ma ci mandano i loro video, le loro foto, tutto quello che c'è bisogno di sapere. Abbiamo tantissimi cittadini che hanno ormai una grande manualità, con il cellulare o lo smartphone ci mandano tantissime foto e video di quello che stanno facendo, anche video di notizie e perché no di quello che succede in Veneto in queste ore. Si chiama Citizen Journalism, noi raccogliamo, verifichiamo e poi utilizziamo per informare gli altri veneti. Quello che non è mai cambiato è il grande cuore dei veneti, che non si fermano mai neanche quando c'è da fare solidarietà. Infatti adesso vi facciamo vedere il l'IBAN che è stato attivato dalla Regione del Veneto per le donazioni per l'emergenza coronavirus. Lo lasciamo vedere per qualche secondo in modo tale che abbiate il tempo di scrivervi tutti i numeri del conto corrente, dell'IBAN, della causale. Chiedo alla regia se può mandarlo in onda, altrimenti andiamo invece avanti e rivediamo, parlavamo di mascherine poco fa, noi vi abbiamo fatto vedere questa, ve la faccio vedere continuamente anche per quelli che si sono messi all'ascolto solo da poco. Questa è la mascherina della regione, non ha il logo neanche di Grafica Veneta, ma è quella sostanzialmente di tessuto non tessuto che verrà distribuita nelle prossime ore in tutti i capoluoghi di provincia. Invece a Padova è arrivata una fornitura di 300.000 mascherine da una città cinese e il sindaco Giordani ci tiene a ringraziare chi ha fatto questa fornitura. Andiamo avanti, avverto la regia che è uno dei primi servizi all'interno della nostra lista. Sì. Volevo ringraziare veramente la città di Guangzhou, il sindaco è stato di una generosità incredibile nei confronti della nostra città e saremo riconoscenti per sempre di questo gesto di amicizia, non solo sotto l'aspetto materiale, siamo in debito sotto l'aspetto affettivo, sotto l'aspetto materiale. Se voi vedete c'è un camion completo. 300.000 mascherine sdoganate a tempi di record, arrivate in mattinata all'aeroporto di Malpensa dalla città metropolitana di Guangzhou, gemellata con Padova, sono giunte all'interporto e da lì saranno distribuite in tutta la città. Mascherine chirurgiche con il marchio CE, quelle donate dalla città cinese. Il suo sindaco aveva scritto a Padova una lettera di solidarietà, diventata in queste ore dono concreto. Non solo mascherine, dalla Cina sono arrivati infatti anche 200 termometri termoscanner. Tutto questo materiale sarà distribuito a partire dal personale sanitario, in prima linea nella lotta al coronavirus, gli ospedali, le strutture sanitarie, medici di base e pediatri, forze dell'ordine, volontari. Destinate invece alle case di riposo, strutture particolarmente delicate in queste difficili giornate, le 23.000 mascherine arrivate venerdì mattina dalla Protezione Civile Nazionale di Roma. Si attendono anche quelle della Regione, un lavoro corale che sta mettendo insieme le energie migliori della città. Grazie come sempre quando siamo bravissimi, quando iniziamo assieme. Grazie a tutti. Ed è la solidarietà internazionale, in questo caso che permette a Padova di ricevere 300.000 mascherine dalla Cina. Invece la solidarietà dei veneti per i veneti la potete rendere viva e vivace grazie a questo IBAN, a questo conto corrente che è stato attivato dalla Regione. Combatti il coronavirus con la solidarietà. Lo vedete, l'IBAN ve lo lasciamo per qualche istante in modo che possiate scriverlo o eventualmente fotografarlo con lo smartphone in modo poi da poter trasferire tutte le cifre che lo compongono nel vostro home banking. Non serve neanche uscire di casa, basta collegarsi e donare quello che si ritiene di poter donare. La causale è il sostegno emergenza coronavirus intestato a Regione del Veneto. Vedete tutti i riferimenti del caso, potete farlo in qualsiasi momento. Abbiamo tante persone che ci chiedono invece tramite i WhatsApp e i messaggi di fare in modo che qualcuno prima o poi attivi
anche un numero di quei numeri che si usano per donare con un semplice SMS. Cerchiamo di capire se qualcuno potrà prima o poi fare anche questo. Per le piccole donazioni parliamo dei soliti 2 euro che vengono scalati dal credito del telefono. Adesso in questo caso credo che possiamo fare una piccola pausa pubblicitaria e rivederci qui fra qualche istante, poi andremo avanti fino alle 17 e poi c'è la parte del mantenimento della forma fisica, la messa, poi torniamo con i telegiornali. State con noi, ci vediamo fra poco.